La prima foto che vedete è la foto della scuola di Aiello, Achille Venier. E uno si domanda, ma cosa c'entra la scuola? Cosa c'entra? Voglio farvi vedere quelle due meridiane che sono sulle pareti oppure voglio parlarvi di qualcosa d'altro? Voglio parlarvi della storia di cosa è nato in questa scuola media. Allora, tutte le storie hanno un inizio. Quella delle meridiane di Aiello comincia nella sua scuola media, Achille Venier, dove si sono incrociati negli anni 70 un preside, Giuseppe Marcanti, dalla mentalità scientifica, e due giovani insegnanti di matematica e scienze che ora vedete a questo tavolo, non più giovani, Carlo e Franco, non siamo fratelli, volevo dire. C'era un piccolo laboratorio scientifico per la didattica, allestito in modo artigianale che stimolava la dimostrazione e la verifica di quanto scriveva il libro di scienze. Per esempio, l'affermazione l'acqua bolle a 100 gradi andava verificata facendo bollire l'acqua e misurando la temperatura. Questo era lo stile del nostro insegnamento. Facile, ma la domanda come si fa a capire che un anno dura 365 giorni apriva le discussioni più fantasiose che venivano azzerate con l'osservazione dell'ombra di un palo nel corso di 2 anni scolastici. L'idea che avevano i ragazzi era di fare una fotografia esterna del sistema solare e fotografare l'orbita. Più difficile era far capire o verificare l'equinozio di primavera, e qui usavamo anche la poesia, perché le scienze non devono essere scollegate alla poesia, e qui ho messo una delle poesie che citavamo, che era Majakovskij. Per quello che riguarda il pane la cosa è chiara, sì, certamente. Per quello che riguarda la pace anche, ma la questione cardinale della primavera va risolta ad ogni costo, e qui la questione ognuno se la risolve per conto proprio. Più difficile era come far capire e verificare che l'equinozio di primavera cade il 21 marzo e non il 15 o il 25 o in altri giorni. Curve solstiziali e rette equinoziali sono fatte tracciare e scoprire ai ragazzi e ragazze segnando con il gesso le ombre sul piazzale della scuola, sotto gli occhi severi del preside, che voleva capire dove andavamo a puntare col nostro insegnamento. L'abitudine al metodo scientifico, osservazioni, ipotesi, verifica, trovava così applicazione con un semplice palo verticale con costi che la scuola pubblica poteva affrontare senza paura. Spinti dalle domande degli studenti e dalla nostra ignoranza, siamo passati allo studio della mnemonica per dare soluzioni didattiche, ma in questi anni c'era una scarsità di libri sull'argomento. Il primo testo comprensibile a noi fu l'americano Sundials, con i logaritmi per risolvere le formule di trigonometria sferica, ma la salvezza matematica arrivò quando Carlo acquistò uno dei primi computer. A fatica completammo su Framework, uno dei primi fogli elettronici, un programma per calcolare la declinazione di una parete, il triangolo stilare e le linee orarie e delle stagioni. La costruzione della prima meridiana con l'aiuto dell'informatica fu accolta dai nostri studenti con «Ma professore, noi abbiamo l'orologio». Mi accorgo di aver fatto un Amarcord personale, che però spiega la successiva costruzione dei simulatori mnemonici e l'esplosione delle meridiane di Aiello con Aurelio Pantanali. La comprensione geometrica delle curve che seguono l'ombra dello gnomone verticale resta difficile. È impossibile accelerare il movimento delle ombre su una meridiana reale e tantomeno muovere il Sole per far vedere lo sviluppo delle diverse curve nelle stagioni. Né possiamo passare un anno con gli studenti a guardare un quadrante solare. Quindi, per far capire bene, bisognava inventare, costruire qualcosa che fosse un modello tridimensionale dove, simulando il moto del Sole, le ombre si muovessero in modo dinamico. E questa è stata la soluzione del problema didattico, perché per noi era difficile, arrivò nel 1985, quando una collega, l'architetto Caterina Zimolo e Luigi Castelli, ci iscrivemmo al concorso 10 città veneta Biennale di Architettura di Venezia, per
per cercare di essere ammessi con un progetto di una meridiana nella piazza grande di Palmanova. Il modello della piazza di Palmanova fu di facile realizzazione, come vedete, è la famosa città a stella. Ma posizionare il Sole e variare la sua declinazione, far vedere le curve e fare il tutto esteticamente bello per essere accettati alla Biennale fu una sfida interessante. Andammo anche a Monaco al Deutsches Museum per cercare idee che non trovammo, ma il problema del movimento del Sole fu risolto brillantemente, come vedete dalle slide. Il modello di meridiana di Palmanova con movimenti manuali del Sole che generavano le relative curve di ombre per qualsiasi giorno dell'anno fu accettato alla Biennale dell'Esposizione Internazionale di Architettura e fu una grande soddisfazione. Qual era la difficoltà? Non sapevamo dove mettere il Sole. Allora, poi alla fine l'idea è venuta con l'asse che è parallelo all'asse terrestre e il gnomone della piazza, si vede da questa porta. A somiglianza fu ideata, sì, quello lì vedete che è in linea. A somiglianza fu ideato anche un modello economico di facile costruzione per le scuole che utilizzava un arco di ruota di bicicletta. Un modello simile lo inviammo al CNR di Frascati in occasione di una visita di scolaresche. Restava il problema di automatizzare il modello. Il sogno si concretizzò negli anni 90, ma qui lascio la parola a Carlo. Ecco, ti rubo il posto? Sì. Ecco. Bene. Il sogno, allora intanto dico, il modello di Franco è il modello base, c'è l'idea che gli è venuto uscendo da una birreria, diciamo pure, no? È venuto 2 birre, me l'ha confessato io l'altro giorno, e non il museo. Detto ciò, nel 2007 partecipammo col Comune di Aiello, l'Istituto Tecnico Malignani, un istituto tecnico sloveno di Nova Gorica, a un concorso europeo, un progetto Interreg, e fu assegnato un contributo notevole, circa 40.000 euro, che furono spesi tutti, questo è il libretto che fu pubblicato allora, furono spesi tutti per comprare i materiali. Il lavoro fu, diciamo, volontario, perché alla fine mancavano ancora 170 euro che li mettemmo per finire, mancava un inverter. Questo tavolino non è nient'altro che la semplificazione del tavolo che ha ideato Franco. C'è praticamente il movimento, lo vedete qua, del Sole, c'è il Sole e tramonta, e poi anche una seconda slitta che permette di cambiare la posizione del Sole. Cioè io posso fare una simulazione anche con il Sole a Trombo in Norvegia oppure in Egitto, cioè possiamo spostarlo, o ad Aiello, ecco, possiamo cambiare la latitudine e ottenere queste curve. Gli autori materiali, l'idea didattica era nostra, ma gli autori, quelli che hanno costruito questa macchina realizzata, sono Ranieri Burelli, quello in grosso, che era un perito del Malignani, e suo figlio Luca, perito e già ingegnere, ma anche lui passato dal Malignani, perché dovete sapere che c'è una lobby del Malignani, anche lui è del Malignani, io sono del Malignani, tutti del Malignani, quelli che hanno fatto questo lavoro. Eccoli qua, e questa è la macchina, quello che vedete prima, che avete visto prima, questo è il tavolino realizzato concretamente. Per farlo la cosa è stata abbastanza complicata, e grazie alle macchine che erano presenti nei laboratori del Malignani. Ecco qua alcuni particolari. Questo è il simulatore orizzontale,
Questo è il motore sono i motori che stanno sotto, che permettono di spostare la slitta con un semplice movimento sullo screen touch, dire vai a Aiello, vai a Roma, vai a Trombo, vai dove vuoi e fai la simulazione nel giorno dell'anno che scegli. Cioè vuoi farlo all'equinozio, al solstizio, cioè decidi, ma lo può fare un ragazzo toccando lo schermo, che lo vedremo dopo. La cosa più difficile era il simulatore verticale, però questa macchina serviva anche a far capire che l'ognomone se ne sta sempre buono puntato verso la stella polare e cambiando la posizione della parete, avevamo solo 30 gradi a est o a ovest, cambia semplicemente la curva, cambia la declinazione del muro e cambiano le curve. Qua abbiamo in nero le curve dei solstizi, della retta dell'equinozio, e qua abbiamo invece la curva in rosso, quella le stesse curve però che assumono una forma diversa. Il laboratorio è questo, per cui abbiamo la macchina verticale, orizzontale e infine anche una sfera. Anche questa nasce da uno del Malignani aggregato all'ultimo momento, è Pino Milito e suo figlio Luca, anche lui, che è stato schiavizzato a grattare la lavoro minorile quella volta per una settimana la sfera con una dima, 3 viti, una punta centrale, e pian piano è venuta fuori una sfera dopo una settimana di vetroresina grattata. La palla l'avevo vista a Londra e serviva a far ginnastica, allora sono tornato e ho detto dobbiamo trovare questa palla, cerchiamo la palla e la fanno qua a Manzano. Era una fabbrica che costruiva queste sedie di gomma. È stata foderata ma non era perfetta, per cui bisognava modellarla. Eccola qua la palla nostra. Questa serviva anche a evidenziare ai ragazzi la posizione dell'ognomone sempre parallela all'asse della Terra, cioè puntata verso la stella polare. Ecco, qua vediamo Ranieri Burelli, che spero doveva venire anche oggi ma ha problemi, e l'artefice che ci ha permesso di entrare a Marignani quando c'era ancora la presidenza Illusi. Questo è Rodolfo Malacrea di Aiello, che era l'ingegnere, vicepreside, e che è stato l'artefice insieme poi anche al sindaco di Aiello, che ci ha dato il via per fare questo lavoro. Un attimo, ecco qua vedete un filmato fatto casereccio, vediamo, sì, ecco, per mostrarvi il laboratorio didattico Il Sole e il Tempo è Dio, non volevo, tre apparecchiature puoi abbassare, realizzate presso l'Istituto Tecnico Marignani di Udine, grazie ad un lo senti? con la Slovenia, promosso dal Comune di Aiello nel 2007. No, ditemi cosa No, non per abbassare la voce. Sì. Il laboratorio ha lo scopo di rendere comprensibile in modo intuitivo Perché là non il sentono. funzionamento di una meridiana per la misurazione del tempo. No, lascia. Le tre macchine una luce sempre del sole che proietta l'ombra di uno stilo su una superficie piana, qua. su una superficie verticale e su una sfera che rappresenta la Terra. Il simulatore piano permette di tracciare il percorso dell'ombra proiettata da uno stilo a diverse latitudini. La scelta della località avviene operando sullo schermo di un computer. Un server comanda i motori che posizionano la luce del Sole all'alba del giorno e della latitudine scelta. Ciò che si osserva nell'arco di una giornata
può essere riprodotto in pochi minuti, ottenendo una retta nei giorni dell'equinozio d'autunno e di primavera. Nel giorno del solstizio d'estate, l'unione dei vertici dell'ombra orientata da uno stilo permette di tracciare un'iperbole concava verso lo stilo stesso. Nel giorno del solstizio d'inverno, l'iperbole invece è aperta, perché il sole è più basso sull'orizzonte. Le osservazioni e le misurazioni che i ragazzi possono effettuare con questa apparecchiatura sono molte. Oltre alle ore si può tracciare la lemniscata, che permette di indicare il mezzogiorno nero in qualsiasi giorno dell'anno. Il simulatore verticale permette di comprendere come sia possibile realizzare una meridiana su una parete comunque orientata. Risulta chiaro come l'ognomone o stilo resti sempre in una medesima posizione e ciò che di fatto cambia è la posizione della parete. Lo stilo resta parallelo all'asse della Terra. Le curve che si ottengono sono simili a quelle della meridiana orizzontale. Al ruotare della parete, però, l'iperbole assume forme allungate. La macchina sferica, infine, ha la funzione di far verificare, come in una meridiana verticale, la posizione dell'ognomone rimanga sempre parallela all'asse terrestre, orientato verso la stella polare, quale che sia la latitudine e la posizione della parete. È possibile utilizzare il laboratorio, che si trova presso il comune di Aiello, con assistenza. Ecco, questo è il comune, la sede comunale di Aiello, dove sono posizionate le tre macchine. Non prendete paura, è una casa balilla, ma l'abbiamo fatta vincolare perché meritava, era di Midena, progetto. Avete 5 minuti. Sì, bene, io finisco subito. Vado avanti con due libri. Un libro di Gangemi. Quando abbiamo di fronte a noi un serpente infinito, cosa possiamo fare? Possiamo soltanto dividere questo serpente in due parti o in più parti. È così che risolviamo il problema della misurazione del tempo, dividendo. Ed è un problema che non è stato risolto in modo sempre uniforme, ogni società ha trovato il suo modo per dividerlo. Questo è un libro che consiglio, molto interessante. Si parte dagli eoni, i tempi biblici, l'inizio e la fine del mondo, eccetera. E l'altro libro è di Carlo Rovelli, è L'ordine del tempo. Questo apre altri problemi. Quando i due amici si trovano dopo aver vissuto uno in montagna e l'altro in pianura, gli orologi che hanno il polso segnano tempi diversi. Quelli dei due è il vero T. Tra l'altro il T si usa solo in Occidente, in altre parti e neanche in Germania. La domanda è priva di senso. Einstein ci ha insegnato come i tempi evolvono uno rispetto all'altro. Ogni oggetto ha un suo tempo, per cui noi stiamo a misurare il tempo locale, vero, che è l'unico che ci interessa quando viviamo, ma se guardiamo il cosmo, è tutto un altro discorso, ci rendiamo conto che il nostro lavoro è limitato, ecco, quello delle meridiane. Poi, ecco, questo vi svela una cosa che ogni tanto lo dico, ma ve lo dico perché vi conosco. L'origine della vocazione delle meridiane di Aiello ha radici lontane, perché voi dovete sapere che a Aquileia si producevano
orologi solari, erano semisfere o emisfere, c'erano Schaffen, per cui noi ad Aiello negli anni 70 sono state trovate anche prima queste meridiane del territorio di Aquileia, diciamo, Aiello faceva parte, e da lì può esserci questa continuità, una specie di Stone Age delle meridiane. Ecco, facciamo così, facciamo finta che sia così, almeno ci diamo una tradizione importante, avrei la nobiltà. Ecco, bene, questo qua. Infine, questo non c'entra, però lo voglio ricordare sempre, in tutte le mie conferenze ci aggiungo Pic Badalouk. Questo è il Pic Badalouk e la mamma le dice, dice la mamma al suo piccolo Pic, dentro il giardino corri, diventati finché vuoi tu, però la porta che porta nel bosco non vuole aprirne al più piccolo Pic. Vive nel bosco una belva feroce, un gran leone che mangia i moletti, ed i moletti cattivi con mamma sono eccellenti bocconi per lui. È importante che le mamme facciano questo discorso ai bambini, che dicono di sì, però l'indomani già non si ricorda la promessa fatta alla mamma, va nel bosco, c'è il leone, vede un albero di mele mature, un baleno si arrampica su, ne spicca una, ne spicca due, ne spicca tre, e Pic Badalouk sputa i semi sulla testa al re della foresta. È un bambino rispettoso, non rispetta l'autoritarismo, rispetta l'autorità, e difatti poi il papà lo salva e lui torna dalla mamma che lo abbraccia contento e lui promette che sarà buono finché sarò vivo. Ecco, questo è un insegnamento che va sempre ricordato ai giorni nostri, che un po' è perso, cioè rispettoso dell'autorità, dell'autorevolezza, non dell'autoritarismo. E vi mostro una cosa, anche un contestatore. Sì, il contestatore, quello che vedete a sinistra è un contestatore della sua meridiana a Venezia, e quello che vedete qua, aspetta un attimo, no, dove è andato? Qua, ecco qua, che adesso non si potrà fare più, ma questo è interessante, ecco, questo è, sì, ecco, questo, no all'arte borghese, perché lui è andato alla Biennale, io no, allora c'è una contestazione. Grazie.